Bene amici podisti, ben ritrovati con il nostro video diario di Coppa Friuli. Dunque abbiamo fatto il giro di boa, le prime 4 prove sono passate e adesso siamo qua a Udine, come vi avevo già preannunciato, per presentare la tappa del 14 maggio. Che vi ricordiamo si corre di sabato, il 14 maggio di sabato, si corre in tardo pomeriggio e siamo qua con gli amici dell'Atletica Buia che organizza questa tappa. Dunque, come ho detto prima parte passata, i nostri amici dell'Atletica Buia sono stati grandi protagonisti perché specialmente a livello maschile insomma hanno dominato direi tutte e 4 le prove. Adesso dicevo Udine, è un percorso nuovo, però io non voglio svelare tutti i particolari perché adesso qui Angelo e Assunta ci aiuteranno a conoscere meglio il percorso. Possiamo dire che è la tappa più lunga, 10 km, che è l'unica che non presenta tratti in sterrato, interamente su asfalto e pavè, ed è un circuito da ripetere più volte. Adesso scopriamo tutte le novità di questo percorso insieme ad Angelo e Assunta. Dunque Angelo, percorso nuovo, svelaci un po' tutte le novità che ci sono. Quest'anno il percorso viene fatto in senso orario. Si parte da Piazza del Duomo, si va via Vittorio Veneto, via Mercato Vecchio. In pratica ripercorre un po' il percorso di l'anno scorso. Sono state fatte delle piccole modifiche, specialmente nel finale. È un percorso veloce, speriamo che piaccia alla gente. Poi non so, vediamo quanta gente ci sarà. Sì, c'è da dire, prima non ho detto che corriamo insieme anche alla Gazzetta Run, che è ormai il terzo anno, no? Che si fermano qua, che è un circuito insomma abbastanza conosciuto, si fermano qua a Udine per il terzo anno, quindi si prevede insomma una partecipazione molto numerosa, probabilmente oltre le 1000 persone, quindi saremo in tanti, sicuramente questo insomma sarà bello insomma vedere ancora questo fiume più grande che invade diciamo il centro di Udine. Quindi percorso nuovo, mi pare che avete eliminato l'unico strappetto impegnativo che era quello del castello, no? Mi confermi? Sì, è stato eliminato lo strappetto del castello in previsione futura di poter fare un regionale, quindi doveva essere un percorso abbastanza piano. Però volevo dire anche non ci sarà solo Coppa Friuli quel giorno. Abbiamo cercato di fare una festa dello sport, quindi ci saranno una corsa per bambini, ci sarà una camminata per tutti, una non competitiva per chi, insomma una festa dello sport qua a Udine. Quindi sì, appunto, come dicevo, ci sarà tanta gente, questo insomma è bello, che avete abbinato, insomma, ce n'è per tutti, chi vuol camminare, chi vuol correre, chi vuol divertirsi, no? Speriamo insomma anche che il tempo sia buono, ma andiamo verso la bella stagione, quindi penso non ci saranno problemi. Dunque, partenza come ogni anno da Piazza Duomo, poi gireremo a sinistra, come già ci ha detto Angelo, e andremo verso via Mercato Vecchio. Adesso ci spostiamo più o meno verso metà percorso perché il circuito sono 3 giri, da quanto? Da 3 km, 3,50, cerchiamo di farne 10. Stiamo provando in tutti i modi di tirare fuori un percorso di 10 km. Ecco, adesso ci sposteremo un po' più avanti per illustrare un altro tratto. Ci vediamo fra poco. Ecco, avete già visto che abbiamo anche una faccia nuova, si è aggiunta anche Deborah, con 2 mini podisti in erba, che sono le nuove promesse, quindi siccome il Buia è ben sempre fornito di pezzi grossi, qua abbiamo i pezzi piccoli che comunque cresceranno. Cosa dici? Ma speriamo, insomma, se hanno la nostra stessa passione, siccome mamma e papà corrono sicuramente. Ecco, mamma e papà promettono e mantengono bene, quindi siamo sicuri, andiamo sulla fiducia. Sotto la loggia del Leonello, qua è uno dei punti più caratteristici di Udine, appena dopo la partenza, dopo abbiamo svoltato, un po' della massa così che si muove, si sgomitiamo un po' sulla prima curva. Qua c'è il bel rettilineo, possiamo disporci bene, no Angelo? Sì, qua è abbastanza largo, si dovrebbe allungare il gruppo, quindi sì, non dovrebbero esserci problemi. Gli unici problemi forse la prima curva perché sono dopo 100 metri che si parte, ma per quello abbiamo cercato di allungare, di trovare un bel rettilineo che il gruppo si allunghi,
senza problemi. Senza problemi in pratica, per arrivare dopo verso 2,5 km ai giardini, non so adesso non mi ricordo come si chiamano, che sia già Ricasoli, che sia già sgranato il gruppo, quindi credo che ci sia spazio per allungarsi il gruppo. Dunque qui Barrettilino, ci disponiamo bene, come ha detto Angelo, ci allunghiamo, in fondo c'è la piccola discesina di Riva Bartolini e poi ci ritroviamo più avanti e andiamo su un altro punto e vi illustriamo anche quello. Ci vediamo tra poco. Ecco, siamo qua alle nostre spalle, c'è Porta Manin, siamo anche con Ennio Della Mea che ha misurato il percorso, no? Stamattina. Qua siamo circa all'altezza del secondo chilometro, un po' meno. Ecco, adesso ha misurato il percorso 10 km perfetti. No, l'anello sono 3 km e 300 metri, quindi per un totale arriviamo ai 10 km, quindi è idoneo anche per l'omologazione della federazione. Perfetto, quindi un percorso certificato DOC, insomma, no? Diciamo così. Dunque siamo un po' prima del secondo chilometro e noi arriviamo da Piazza Primo Maggio sbucando dalla via, tutta quella inciottolata di via Giovanni da Udine, che lì insomma un po' si correrà, penso, sui lastroni laterali, perché non è tanto agevole il fondo, impegnerà un po' muscolarmente tutto il percorso, comunque è bello anche per quello un po', insomma, che ci impegna. Adesso passiamo la porta, un pezzetto di via Manin, svoltiamo a sinistra, prendiamo via Prefettura e poi sbuchiamo dall'altra parte e entriamo nei giardini Ricasoli, diciamo di fronte al Palazzo Arcivescovile, e sarà quel piccolo strappettino, insomma sono pochi metri di salita che penso che più o meno non ci daranno fastidio.